queste finestre. Faccio il fondo. Fai quello che vuoi, però sì, mi sentite voi, sì, la voglia. Volete dormire? Spengo tutto. Vi vedo stancucce. No, sì, che avete mangiato? Lo sapete che ci sono canzoni che parlano anche di cibo, cioè alcune canzoni che addirittura raccontano. Prova, sì, Ce n'è una canzone di Andrea in dialetto che ha scritto con Fossati, che si chiama Assilma, ed è bellissimo, racconta come si fa la cima alla genovese in maniera molto poetica. L'ha scritta Fossati ed è straordinaria. Io un giorno scriverò a norma, tanto ci vuole, ed io interpreto. Prova sì, la la la, i cantanti fanno così, perdonatemi. Lei, ba 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 ba. Pelino meno poi, sì, prova, no, meno wow 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 wow. Prova un po' più di volume se puoi, prova, sì, prova, sì, wow wow. Oh, vabbè, sentite, funziona? Ok, ci fermiamo, giusto? Va bene. Ora voi addormentate, quando vi svegliate mi chiamate e io vi racconto qualcosa. Bene, ci siamo. Bene, possiamo iniziare. Grazie per essere qua. Allora, aspettiamo ancora qualcun altro. Iniziamo. D'accordo, cosa mai sei? Perché vi siete annoiati con lui, io lo so. Va bene, mi fai provare. Lui dimostra che la canzone è una cosa a sé stante. Non esistono scuole, c'è chi fa le scuole di canzone, è un mestiere. Vabbè, lui è un grande amico, potrei essere un grande artista, compositore, intellettuale. Che devo dire allora? Basta.
Va bene, allora, intanto ringrazio tutti per questo invito perché sembra una cosa bella, gratificante avere di fronte giovani speranzosi di fare musica. Poi tutti studiate musica. E sarà il vostro mestiere questo? Ma sai, dipende, mai demordere, che il trucco è quello, mai demordere, crederci e insistere. Poi c'è il fattore K, avete capito cosa vuol dire? Non è il fattore K. Quello è fondamentale in tutti i mestieri e soprattutto nella musica, perché ci vuole il talento, ci vuole tutto, però devo dire la fortuna serve, esserci nel momento giusto. Allora, masterclass, che cos'è una masterclass? Forse Pippo già l'aveva raccontato. È un modo di parlare di musica, un modo di parlare. Io ho pensato che la cosa forse più divertente per voi e per me è quella di raccontare la mia vita. Io sono qua, mi vedete, il signore attempato, accompagnato da Denis Marino, bravissimo musicista, lui è giovane, produttore dei miei dischi, CEO della musica Lanica Records, un'etichetta discografica mirata a cose belle, serie, importanti, e lavoriamo insieme da tanto tempo. Io ho deciso appunto di raccontarvi la mia storia oggi, la mia vita, perché per capire un po' come sono nate le mie voglie, le mie passioni, che sono sicuro bene o male, anche se sono passati tanti decenni, ma sono tipo le vostre. Allora, io bambino sentivo delle cose che accadevano in casa, perché alla fine è sempre così, tu senti, vedi i tuoi genitori, conosci gli amici dei tuoi genitori, fra questi devo dire che io sono siciliano, nato a Catania, mio padre era di Forlì ed era però venuto trasferito a Catania per fare il medico e lui si è innamorato di questa terra, per cui devo dire che da subito c'è stato un legame con la Sicilia. E lui amava più l'ambiente artistico perché suonava molto bene, era un bravo anche pianista per essere medico, e mi ha evidentemente trasmesso, passato i cromosomi, quindi la passione, la voglia di fare musica. Quelle sono cose casuali che succedono, queste erano le alchimie. Fatto sta che io devo dire che ho sempre avuto un debole per la musica, anche perché vi dicevo, ascoltavo discorsi e musiche che i miei genitori ascoltavano in quel periodo. Io ero un bambino di 7-8 anni e loro frequentavano Ignazio Buttita, per dire, lo conoscete? No, era un poeta siciliano molto importante, tu lo conosci, molto importante, che ha sempre avuto un'attenzione particolare per il sociale, per i problemi della gente. Poi parliamo veramente degli anni 60, in cui i problemi esistono ancora ovviamente, ma allora, soprattutto in Sicilia, era ancora tutto più duro, più difficile. E sentivo una voce che veniva dal salotto, io mi ricordo che andavo a letto perché ero un bambino piccolo, e sentivo una voce di una donna che cantava, ed era Rosa Balistreri, anche lei amica, questo la conoscete Rosa, anche lei amica dei miei genitori, questa donna incredibile che aveva questo modo di cantare proprio sanguigno, viscerale, per cui sai, iniziavo a metabolizzare un pochino tutto quello che mi arrivava nella mia stanzetta dal salotto dove i miei genitori stavano, questa gente, un poeta che parlava di Sicilia, Rosa Balistreri, una cantautrice che poi è stata rivalutata sicuramente dopo la morte, dopo tutto, perché è stata la prima cantastorie, forse donna, in un'Italia in cui non c'era un'attenzione per questo tipo di musica. Questo per dirvi è che il mio legame con la Sicilia nasce da questi canti strazianti di questa donna. Dico, ma guarda che mondi che esistono, che cose ci sono, ma che sta mio padre medico che però sente queste cose, che frequenta queste persone. Ma per me tutte queste cose sono state veramente molto importanti, perché mi hanno dato l'imprinting evidentemente per guidare questa strada. Vabbè, detto questo, inizio a studiare pianoforte, perché avevo questa passione. Allora i miei genitori dicono, va bene, dai, studia. Io dagli 8 ai 12 anni piglio lezioni di piano, annoiandomi anche, perché poi insomma fare solfeggio, fare queste cose, a quell'età devo dire che non è semplicissimo. Anche quel periodo, Luca. Anche quel periodo. Sei col solfeggio, poi dopo è stato adesso. Sì, allora eravamo piccoli di noi, questa cosa del solfeggio. Fra l'altro io avevo un aneddoto, avevo un professore di piano cieco, poverino, che per capire come mettevo le mani tutto mi seguiva con le sue, per cui io bambino di 8 anni, 9 anni, suonavo e lui con le sue me le poggiava appena a sfiorare le mie mani per seguire a livello gestuale che cosa combinavo. E forse questo fatto mi ha un po' scioccato, perché dico, cavolo,
ma questo vuol dire fare musica. Però devo dire che questi 3 anni di piano mi sono serviti tantissimo per formarmi, perché per capire cos'è l'armonia, lo studio dell'armonia, che poi è la cosa fondamentale. Il pianoforte credo che sia forse lo strumento più completo che poi ti permette di andare avanti. Poi arrivo ai miei 12 anni e chiaramente non ne potevo più, per cui poi ho smesso di studiare, perché poi è iniziata all'età, voi siete più grandi ovviamente, è venuta all'età del divertimento, dell'adolescenza, ma quando sto lì a casa a studiare pianoforte così basta, che palle, voglio fare altre cose, voglio divertirmi. E così ho iniziato a fare il ragazzino, come tutti quanti, però c'era sempre questa cosa della musica che mi risuonava in testa. Soprattutto vivendo in Sicilia, e qui ritorno alla Sicilia negli anni 60, noi eravamo veramente estrema periferia dell'impero, ci sentivamo lontanissimi da quello che succedeva, però arrivavano eco di musiche strane, dall'Inghilterra ad esempio, era il momento del beat, era il momento dei Beatles. Voi li conoscete i Beatles? No, che bello, che piacere. Tu li conosci? E io avevo il classico cugino più grande che mi aveva regalato un disco, il cugino più grande, quello fortunato, io l'ho sfigato, quello che viaggiava, che girava il mondo, mi ha portato un dischetto, si chiamavano Q-disc, cioè erano 45 giri, sapete che una volta c'era il disco in vinile, sembra mai un giro. Lo so, è la pausa postprandiale pesante, c'è quel crollo così. Farò una sintesi. E allora detto questo mi regala questa cosa e dice: ma chi sono questi ragazzi, questi capelli lunghi? Ma sono un gruppo che sta andando alla grande in tutto il mondo, sono i Beatles, 4 ragazzi. Io impazzisco letteralmente, perché colgo in questi ragazzi di Liverpool la novità. Capisco che loro riuscivano a mescolare il rock a cui si rifacevano, ma anche la musica classica, anche il folk, per cui la tradizione, quella cosa. Allora io pensavo, ma io sentivo da bambino Rosa Balistreri, urlava, però con questo canto viscerale che mi aveva preso, mi aveva ipnotizzato. Questi ragazzi in Inghilterra riescono a mettere insieme tutto, ma sono diversi da tutto, per cui cosa faccio? Insomma, impazzisco e lì parte chiaramente questo mio amore folle, ma io ho avuto 10-15 anni, finché a 12 anni convinco mia madre ad andare per le vacanze estive a Londra. Mia madre, che chiaramente era lei più vicina a quella generazione, no, bella, andiamo a Londra. Io, mio fratello e mia madre ci porta, partiamo, io avevo 12 anni, mio fratello 10 e mia madre un terzo degli anni adesso, sicuramente. Insomma, arriviamo a Londra, innamorato, io pazzo di quel mondo che si iniziava a sentire nell'aria, questa voglia di novità, perché poi gli anni 60 sono stati importantissimi anche come momento di rottura a livello costume, poi c'è stato il 68, voi sapete cos'è il 68 universitario, la ribellione universitaria, quando i ragazzi giustamente non ne potevano più dei padri in giacca e cravatta, quando bisognava comportarsi in un certo modo, quando si dovevano sentire determinate cose, quando i Beatles, che erano dei mostri di bravura, erano considerati trasgressione, robaccio, questa musica beat, questi capelloni, ma che faranno mai? Vabbè, andiamo a Londra e chiediamo in albergo, eravamo in una pensioncina qua in periferia, io chiedo dei Beatles, ma voi li conoscete? Poi certo, sono i nostri nuovi eroi, stanno spaccando in tutto il mondo. E gli dico, ma sai che forse George Harrison, che era il chitarrista dei Beatles, abita in tale quartiere? Mamma, andiamo, partiamo! Insomma, mia madre più casata di Londra, questo l'ho capito dopo. Vabbè, andiamo, pigliamo gli autobus inglesi che di rossi a 2 piani, quelli classici, così scendiamo più o meno dove ci avevano detto che potesse esserci la casa di George Harrison. Fatto sta che a un certo punto, camminando in una stradina alberata e tutti, io vedo un gruppo di ragazzi, non tanti, una ventina, tedeschi, sui 20 anni. Io, 12enne, impazzisco, vedo ragazzi di 20 anni, cosa faranno? Chiedo ed ero capitato casualmente di fronte a Abbey Road. Abbey Road sono i famosi studi dove i Beatles hanno fatto la foto sulle strisce pedonali, dove hanno registrato loro, i Pink Floyd, insomma tutta la musica di un certo tipo di quegli anni, e rimangono degli studi pazzeschi. E ci fanno, dentro ci sono i Beatles che stanno registrando. No, panico, immaginate, un ragazzino, come voi chi? Adesso non voglio fare un paragone blasfemo adesso, chi vi piace di adesso gli italiani?
hanno messo in crisi, ditemi voi musicisti in potenza, e lo sarete anche stranieri. Anche stranieri. Di adesso, anche con artisti italiani. No, voglio sentire. Fabri Film, gruppo, artista, c'è avrete dei modelli, dei titoli. Un rapper, un gruppo. I Maneskin mi piacciono. Così. Però se sapete, ecco, che ci sono i Maneskin in quell'altra aula, fanno qualcosa, io mettermela fuori. Ecco, e servono 100.000 volte i Maneskin per me. E di fatto anche musicalmente. Con tutto il rispetto, perché io non sono un detrattore dei Maneskin, io sostengo che chi ne parla male è solo per invidia, perché mai un gruppo è riuscito a fare quello che stanno facendo loro, e comunque non sono iper buoni. Comunque, torniamo a noi. Costringo mia madre dalle 2 del pomeriggio ad aspettare fino alle 9 di sera, perché ci dicono, capiamo che i Beatles escono. E i Beatles escono. Ora per me è come altro che vedere Damiano Bitti che escono. Cioè, li vedo tutti e fotografo John Lennon come da me a te. Ed era vestito di bianco come per la famosa fotografia. Per cui un ragazzino di Catania di 12 anni che c'ho sta foto mentre piovevo un po' mossa di John Lennon con Yoko Ono accanto, la mia vita è stata segnata. A quel punto dico, ragazzi, ma cosa devo fare? Mi sa che farò musica. Tutto sto preambolo per dirvi quanto li ho amati, quanto possa essere stato importante quell'incontro. Questi sono gli incontri che nella vita segnano veramente quello che poi avverrà. Sono anche strane alchimie, strane cose mistiche che possano accaderci, ma perché? Giusto ragazzino siciliano che passeggia lì mentre ci sono i bellissimi idoli che li aspetto, li vedo, basta, finisce tutto, chiaramente torniamo a Catania. Però a questo punto, piuttosto che continuare ad annoiarvi, visto che i Beatles appunto li adoro, volevo farvi sentire una cosa loro. Ma non quelle canzoni rock beat delle prime tempo, ma una canzone che sembra più classica, scritta da Paul McCartney, perché lui ha detto, poi confessato che si è ispirato a Bach, c'è dentro la classica, il folk e tutto, e si chiama Blackbird e parla di momenti di... ma sapete tutto! Guarda che fanno finta che non sapevano anche cose un po' più complicate. Mi fa piacere, Quindi vai, perché loro fanno... No, perché poi mi fa venire in mente una cosa lunga, perché poi questi sogni, no? Questi sogni della provincia sono anche per quelli che hanno avuto tanto talento come te, tanta fortuna, no? Pensavo, è un pensiero che mi è venuto a te, sono ricorrenti perché pensiamo da dove venivano? Dalla provincia, venivano da una città provinciale, Liverpool, industriale, brutta, andavano con Epstein che li provò in un localino, erano anche loro dei ragazzi con vite personali difficili, John Lennon, vedi l'elefante, la madre, il padre non avevano padre, quindi loro erano dei ragazzi esattamente come tanti altri, da Catania, da Agrigento, dalla provincia nasce ancora di più il senso di riscatto, capito? Per cui noi, venendo dalla Sicilia in quegli anni, da Catania, allora la canzone si chiama Blackbird, ve la faccio sentire. Blackbird singing in the dead of night, they spread the wings and learn to fly. All your life, and you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night, with these sunken eyes left to see. All your life, and you were only waiting for this moment to arrive. Blackbirds fly, blackbirds fly into the light of the dark night. Blackbirds sing in the dead of night,
dead of night. Take the sunken eyes and learn to see all your life. And you were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive. Ed è quello che avevo per esempio di questa canzone che era un po' diversa, era Cinazio, yeah, però per dire quante cose ero riuscito a mettere insieme loro. Va bene, torniamo alla Sicilia, la nostra bella terra, perché poi ci siamo collegati. Appunto, come diceva Pippo, c'è questa voglia di riscatto, di rivalsa venendo dalla provincia. E io continuo a fare il ragazzino, però ritorno alla musica. Intorno ai 17-18 anni mi stufo di motociclette, di stupidaggini di tutti i ragazzotti, eccetera eccetera, e dico: la musica, ma che bello, in effetti la mia passione è quella, ma perché non devo continuare assolutamente? E mi viene voglia di fare un gruppo, sempre imitando il modello, chiaramente io un'altra generazione, per cui io voglio fare un gruppo a Catania, in provincia, dove era veramente tutto difficile allora. A Catania non c'era nulla, non c'erano posti per suonare, non c'era niente, però era comunque una città molto viva, una città viva, attenta all'arte, c'era una grandissima tradizione teatrale, il Teatro Stabile andava benissimo, con compagnie da tutta Italia e non solo che passavano. C'era Rockabilly, c'era un sacco di gruppi che facevano Rockabilly, si chiama rock and roll americano, con tutti vestiti così, con le ragazzine, con le rondellini. Devo dire, c'era molto fermento, perché nel DNA il catanese ha sempre avuto questo dentro, geneticamente, però non c'erano posti per suonare, c'erano zone oggi totalmente prese dalla movida che erano off-limits, era il Bronx, non si poteva entrare, per cui era tutta una vita che si svolgeva soprattutto fra una casa e un'altra di amici amanti della musica. Stringo praticamente varie formazioni, vari gruppi, varie cose, finché anche con quelle cose magiche che tu non puoi prevedere, fa sì che io e mio fratello Mario Venuti, Tony Carbone, che purtroppo non è più con noi e salutiamo, ci mettiamo insieme e nascono i De Novo. Voi non conoscete i De Novo perché siete di un'altra generazione, è stato un gruppo che apparteneva alla New Wave italiana anni 80. Eravamo amici e colleghi, abbiamo fatto gli eventi insieme con gli Blitz Fiba, che conoscete, con gli Avion Travel, con chi c'era, i 99 Bossa, Napoli, insomma c'era tutto un movimento che pigliava piede, un movimento di rottura che è stato per l'Italia un po' come il punk per l'Inghilterra, da noi tutto è arrivato sempre un po' dopo negli anni, per cui noi alla fine ci mettiamo insieme nell'82 e inizia la nostra grande avventura, spinti da questa passione della musica, avventura che auguro di vivere anche voi con le vostre teste, con i vostri sogni, perché mai demordere, ecco, mai pensate, noi facevamo a volte dei concerti, una volta ci hanno invitato a un concerto a Torino, siamo partiti in macchina, strumenti dentro, strumenti sul tetto, arriviamo a Torino, dovevamo suonare in un tendone crollato per la neve, vabbè non importa, giriamo la macchina e torniamo a Catania, totale 3200 km, cioè avevamo quella grinta, avevamo quella forza, ed è quello che vi auguro di avere, di trovare a prescindere, ma nelle vostre scelte di vita, perché è fondamentale per fare questo mestiere. Poi io sono dell'idea che se uno insiste, ci crede e va avanti, alla fine le cose vengono. Insomma, nasce questo sogno con i De Novo, partecipiamo al Festival Rock Italiano, era l'82, vinciamo le semifinali regionali e arriviamo a Bologna alla finale, giugno, Bologna, 50 gradi al Palazzetto dello Sport, vi lascio immaginare. In piena era punk, a tal punto che ospiti della serata erano un gruppo, si chiamavano gli Exploited, un po' più grandi, non so se vi ricordate, quelli con le creste, punk, che sputavano sul pubblico, il pubblico sputava addosso a loro. Una scena allucinante, a tal punto che dovevano uscire in Fiba, che erano pure per festival, e noi. E Piero per lui viene da me e mi fa, dice no, io non esco, questi mi sputano, uscite voi. Ma come? Anche io guardo i miei compagni di Felli, ragazzi, veniamo da Catania, si è fatto un mazzo così, ma cavolo ce ne frega di 4 scuti. Usciamo e devo dire che è andata bene. Lì siamo arrivati secondi, primi di FIBA e secondi noi De Novo, per cui abbiamo coronato nel 1982 il nostro sogno.
Lì abbiamo anche incontrato 82, pensa. Sì, eravamo tutti gli esordi, però avevamo questo sogno, questa cosa, e questa rivalsa anche spinti dalla nostra provenienza, perché veramente la Sicilia è una terra non dico abbandonata, però un po' bistrattata, ecco, diciamo così, era veramente complicato, non c'erano studi, non c'erano sale di incisione, dovevi emigrare. Noi siciliani siamo sempre portati atavicamente questa cosa della migrazione, sempre. Poverini che andavano in America, che andavano in miniera in Belgio, capito? E noi della musica dovevamo emigrare, perché era veramente Io avidamente. Lui meraviglioso, anzi è anche bello non abbandonare mai la Sicilia, la propria terra, perché devo dire che ci ha dato tanto. Noi per tutti gli 8 anni del Genova, ci siamo sciolti nel 90, abbiamo lavorato e composto in Sicilia, per cui sembrano la banalità, il luogo comune, il mare, la montagna, l'Etna, il magma, però queste cose c'entrano tanto. Io poi negli anni avrei lavorato dopo, poi vi racconto a Milano, ma la tristezza mortale. A Milano però forse mi puoi confermare, quando i dischi si facevano in mesi, ancora non c'erano i computer, avevi proprio gli studi quelli di una volta, cioè stare 4 mesi in corso di Buenos Aires, ragazzi. Però hanno contribuito a cambiare, perché nel frattempo le cose in Sicilia cambiavano, Luca ve lo racconterà, sì. Perché loro sono partiti negli anni 80, quando non c'era nulla, aveva raccontato tutta la situazione che è reale, no? Noi abbiamo parlato anche per tratti di questo, della motivazione, però poi da lì hanno contribuito loro, come tanti altri, a dare una spinta, perché poi alla fine, forse quando si sono sciolti negli ultimi anni le cose cambiano. Sì, un po' di cose si sono mosse, ma anche merito loro, no? Merito di persone come loro. Perché venivano dalla provincia, come detto. Che stardamente hanno perseguito il loro sogno, stardamente, coraggiosamente, avendo gioie e dolori, risultati. Ed è così, una persona che ci ha dato una grossa mano, che si era innamorata di noi, è stata Renzo Arbore, quello che ricordate, no? Renzo Arbore è stato un po' il padre di tanti programmi musicali, televisivi, nuovi, innovativi. Lui si parlava spesso di provincia, lui era un grande fan e sostenitore della provincia. Lui veniva da Foggia. Io sono stato a Foggia, amando Napoli, portando la canzone napoletana, per cui dovuto andare a Napoli, c'è sempre con lui mi ricordo questi grandi discorsi sulla provincia, perché poi in effetti se vediamo adesso dalla Puglia sono venuti un sacco di artisti, Genova, i vecchi cantautori, insomma devo dire che questa cosa è vera. Torniamo di nuovo, parliamo di appunto New Wave italiano, per cui eravamo belli incazzati, no? Facciamo qualcosa di nuovo, facciamo il mare, dai, per dirvi cosa, immaginate una batteria, chitarre elettriche. Se fonde una novità, non so più comunicare, non so proprio come fare, e ci vedo poco chiaro, prova a leggermi la mano, no, non mi agitate così, non so se fonde necessita quest'anima di come la caricatura del disastro che c'è in me. Forza dimmi, fa qualcosa, non lasciarmi in attesa, sono sempre più sconvolto, la mia luce buia appesa, no, non mi agitate così, non so se in fondo è una novità. Nuovamente tu fai parte della gente, sei giù di
necessita quest'anima, ti come la caricatura del disastro che c'è in me. Maestro Denis Marino! Vabbè, quando eravamo ragazzi dicevamo queste cose con chitarrazze elettriche, con batterie potentissime e ci siamo, devo dire, divertiti. Ed era nata questa new wave italiana, questa voglia di cambiamento. Serve chiaramente fare cose nuove, quello è importante, non avere il timore, cercare di scimmiottare quello che già va nel mercato, cercare di fare la canzone radiofonica a tutti i costi, tanto dura una stagione, anzi oramai un mese per finisce. Poi di nuovo facevano anche cose più calde, più lente, maturando chiaramente, giocando molto sul discorso di accordo minore e accordo maggiore. L'accordo minore è triste, lo sapete, no? È già la lagrimuccia di cane. Poi però se nell'inciso se poi gli fa un bel di maggiore ti ringalluzzisce, questa canzone si chiama Buon Umore perché parte un po' tristogna, però nell'inciso va di maggiore e tutto il mondo si aggiusta. E tu non sai che il giorno sveglia i miei guai, sono la certezza di una vita che ormai non ha più fretta, e poi me ne andrei seguendo la mia mappa, ma ci sei tu. Mare che dici a me sempre più, ed io non sono tale, no, ma di te dire senza una gente, sì, è un po' stretto, ma mi tiene a galla, anche se tu non sei di buon umore come me, ma non puoi cantarmi una canzone che non passa mai. È come se non ci fosse nulla che potesse conquistarmi, no, ma non è vero, non sono poco di buono, e poi ciò che appare è poi verità, solo che tu non sei di buon umore come me, ma non puoi cantare una canzone che non passa mai. Tu non sei di buon umore come me, ma non
Vuoi cantarmi una canzone che non passa mai? Mi minore? Sesta. Avete sentito questa canzone? Fatemela analizzare, se no ve la analizzo io dal di Luca. Sì, è una canzone proprio che ha dei canoni precisi, no? Che parte con un riff, questo ostinato che fa Luca, capito, che poi è una chiusa ed è caratterizzante della canzone. Non posso permettere. No, ma mi aiuti, dai, mi piace Posso sentirmi permettere, dalla no, tua un'altra è voce. bello, no? È vero. Mi racconti questa canzone. Ha due strofe minore, come ti ha detto Luca, due lunghe strofe, si è permesso, allora ci se lo poteva permettere, un ritornello che entra molto tardi dalle... Questo è vero, scusa, è vero. Adesso, quando tu fai dischi, a parte che gli autori sono quattro, non voglio dire, poi sembra che la vecchia generazione, ma insomma, le canzoni le fanno molto con lo stampino, come si suol dire. Se al minuto, passi il minuto, se non prima, anche prima, il ritornello arriva dopo, niente, non funzionerà. Luca nella sua libertà artistica ha fatto una canzone completa, ha fatto questo riff, che i riff sono anche, alcuni sono famosissimi, no? Smoke in the Water, piuttosto I Can Get... Chi non ricorda questo qua? Questo è caratterizzante, è un riff che caratterizza una canzone. Oppure I Can Get No Satisfaction, c'è un riff caratterizzato. Sì, lui stava richiamando la sua, però è la musica ci mette. Ecco, me lo chiami là. Due strofe e poi c'è un preinciso che ricorda alcune note che lui poi riprenderà il maggiore nell'inciso, no? Abbiamo messo diminuito adesso ti dicono che non esistono più, capito? Ti dicono i produttori di adesso ce li tagliano, i diminuiti ti fanno schifo. E poi c'è un grande ritornello, poi ritorna con una strofa, la metà, e raddoppia il ritornello alla fine e chiude con l'incipit e il riff di riferimento che chiude la canzone. Questa è una canzone. Sei un maestro. No, vabbè, io Ti devo spiegare un caffè o un cappuccino come minimo. Caffè. Grazie Pippo, no, vabbè, ma lui fa delle analisi veramente interessanti delle canzoni, perché poi è bello sentire delle proprie canzoni quello che arriva. Grazie, no, questa è molto bella. Però tutte le storie hanno un inizio e hanno una fine. Poi devo dire che i De Novo sono durati 8 anni, ma abbiamo vissuto tutte e quattro sempre insieme, viaggi, giorno, notte, dormire, alla fine è diventato veramente strano. Poi allora si suonava tantissimo, perché non c'era internet, c'era tutto l'altro linguaggio, proprio per farti conoscere. Che facevi? Andavi su un palco, partivi, il nostro primo concerto a Battipaglia, mi ricordo che durante le prove c'erano 2 persone. E noi, ma che bello, guarda, abbiamo già 2 persone. Facciamo le prove, andiamo dietro, ci trucchiamo, ci tiriamo avanti, usciamo, sono rimasti quei 2, non è venuto nessuno, capito? Per cui fa parte del gioco ed era così, poi la volta dopo 10, poi diventano 60, e ci facevamo le ossa così, è tutto servito. Poi comunque, insomma, dicevo, le belle storie finiscono, perché è anche giusto così. Nel 90 la band si scioglie, io ho iniziato tutta la mia carriera da solista, però cosa mi ha lasciato di meraviglioso? I De Novo, a parte 8 anni, devo dire, fantastici, esperienze, musica, tantissime cose, l'incontro con quello che per me è stato un mio grandissimo amico, è un personaggio unico nel panorama musicale, parlo di Franco Battiato. Lui ha prodotto l'ultimo disco dei De Novo, tornava a vivere in Sicilia anche lui, ed ecco che rientra la Sicilia, l'attrazione per i propri figli,
perché è giusto a una certa età andare, conoscere il mondo, partire, poi c'è sempre tempo per tornare, c'è l'età del ritorno, quello è fondamentale, quando hai capito e riesci a fare tesoro delle meraviglie che a 18 anni forse manco cogli della tua terra, perlomeno per me è stato così. Io pure volevo andare, registravo dischi fuori, tutta la carriera delle Nove è stata fatta tranne l'ultimo disco a Firenze, a Roma, in giro, a Venezia, però poi tornavo per ossigenarmi, per rigenerarmi, perché è importante per scrivere. Dicevo Battiato, vabbè, Battiato è stata una conoscenza dell'ultimo disco De Novo, venuti, che era un gioco con i nostri cognomi, venuti dalle Madonie e Cerca Carbone, dove lui ci ha rispettato in toto, ha solo messo in bella copia quello che era nel nostro mondo musicale, e lì già ne abbiamo capito la grandezza di questo artista, che vorrei ricordare con un brano, perché insomma quando si parla di Franco Battiato non si può non cercare di fare qualcosa di suo. La stagione dell'amore viene e fa, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso come ho speso mai il mio tempo, e non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti, la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni per tenderle, non rimpiangerle mai. Anche un altro entusiasmo ci fa pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi, e gli orizzonti perduti non si scordano mai. La stagione dell'amore tornerà con le paure e le scommesse, questa volta quanto durerà? Se pensa come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Anche un altro entusiasmo ci fa pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi, e gli orizzonti perduti non si scordano mai. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni per tenderle, non rimpiangerle mai. E grazie a Franco per le tue meraviglie. Vabbè, gli artisti così ne nasce uno ogni. Allora, Franco, poi tu, poi chi c'è? Pochi, no, lascia perdere me, ma Franco per esempio
Ecco. Franco poteva strutturare le canzoni come voleva, cioè, aveva conoscenze di musica classica, questa canzone anche tutta ribaltata, insomma, la strofa c'è una funzione di ritornello, insomma, la seconda parte, insomma, lì bisognerebbe parlare tanto. Era capace di fagocitare veramente tante cose, farle diventare sue, era curioso poi, ecco, manteneva questa ingenuità che forse tutti i grandi artisti dovrebbero avere, questo aspetto un po' infantile, perché sai, a volte il mestiere ti dà quella sicurezza e tu perdi di vista il tentativo, e questo è sbagliato, dovete sempre ragazzi tentare, azzardare, rischiare, senza avere timore di quella accanto che fa, ma che hai fatto? Tu fai le tue cose, mi piacciono, se ci credete, quello è importante. E poi un lasso e l'altro con una facilità estrema, cioè riusciva ad andare dalle cose più semplici che poteva cantare una persona con due piani di lettura, una persona della strada, si concentro, mettendo dietro significati enormi, di grande spiritualità, di grande cultura, con la semplicità. Quindi quando riesce a fare una sintesi così, insomma... Assolutamente, lui era un altro come i Beatles, come a parte che anche lui poi è tornato a vivere in Sicilia perché doveva rigenerarsi e dalla sua terra è riuscito a pigliare una linfa vitale musicale che gli ha ridato gli ultimi 20 anni di musica con capolavori assurdi. Credo proprio perché lui stava poi nel Miglio, con Casino sopra Catania, fra il mare e l'Etna, per cui aveva tutta la forza della nostra terra, che evidentemente sembra retorica, il solito la cartolina, ma non è vero, queste cose servono a farti tirare fuori il meglio di te. Ad esempio, parlando, io mollo di nuovo, nasce la carriera solista, però insomma io parto con un progetto e faccio sentire una canzone appunto a Battiato, dicendo che cosa come ti sembra questa? E lui dice: è molto bella questa canzone, mi fa per dirvi di come fosse veramente onnivoro, ma senti la sinfonia numero 2 di Rachmaninoff? Io dico assolutamente Franco, va bene, l'ascolto. Mi ha lanciato questo messaggio subliminale. Io sento e c'è una frase che mi ipnotizza meravigliosa, che è di Rachmaninoff, eccetera eccetera. Ma che bella questa frase, che bella, devo infilarla nella canzone che sto lavorando e tutto, ed è nata la consuetudine. Cosa succederà se non capisco che non è abitudine la voglia che ho di te ogni istante, anche piccolo e importante, istante. Come ci cambia il tempo nel corso della vita inesorabile, anche contro l'apparenza ogni momento noi cerchiamo una carezza, qualche certezza, siamo così magici. Io so che tu ci sei e per me non sei cambiata mai. Cosa sarà di noi se non parliamo più a
regala indifferenza d'ogni storia. Se si perde la memoria di una storia, sarà così, ma ci sei. Io so che tu ci sei. E per me non sei cambiata mai, tu ci sei. E per me non sei cambiata mai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E questa grazie era la consuetudine che parla di come spesso l'attitudine è una cosa che ci rovina i rapporti. Se noi ci scordiamo come nasce un'amicizia, come nasce un amore, è un peccato. Va bene, andiamo avanti, qui siamo in piena carriera solista, quindi dopo di nuovo. E cosa succede? Succede che Morandi nel 2011 sente una mia canzone e gli piace e decide di chiamarmi a Sanremo. Io ero già stato con i De Novo a Sanremo nell'87, Sanremo Rock, e poi nell'88 in gara. E tornare a Sanremo da adulto mi piaceva, perché comunque è un mondo molto mainstream, però ti dà una grande visibilità. Se tu credi nel progetto che hai, se arrivi sul palco di Sanremo è sicuramente una cosa importante, perché arrivi a una platea vastissima. Però volevo un po' chiudere il cerchio, dico, torno a Sanremo dopo tanti anni per la terza volta, anzi per la quarta volta, perché nel 2008 ero andato con Mario, ospite alla serata del venerdì, per cui dico, cosa faccio? Provo ad andare a chiedere a Battiato se mi accompagna. Però ero spaventato, dico, ma che ci fa Battiato a Sanremo? Immaginavo, insomma, vado a casa sua, gli chiedo, dico, Franco, Gianni Morandi mi ha invitato a Sanremo, questa canzone mi piace tanto, ma per me sarebbe come chiudere il cerchio. Oramai non ho più le smanie giovanilistiche a tutti i costi andare a Sanremo per fare il Fedez di turno, non mi frega niente, capito? Per cui, insomma, Battiato, per farvela breve, che è sempre stato un personaggio molto trasversale, perché a volte si dice la coerenza è la virtù degli stolti, però posso capire cosa vuol dire, che tu, sì, puoi credere in una cosa, puoi essere coerente, però perché non cambiare? Perché a volte nelle cose, anche nella musica, non ragioniare e decidere, ma io ho sempre detto così, ma perché non provo quell'altra strada, capace che funziona? Per cui la coerenza non deve rassettare a volte la stupidità, tentiamo, l'importante è tentare le cose. Insomma, Battiato mi dice, sì, vengo, vieni, ma Franco, mi fa un regalo meraviglioso, e mi fa anche, però il brano è tuo, Morandi ha invitato te, dico, non vorrei rubarti la scena, e lui sapeva di essere un personaggio ingombrante, un personaggio famosissimo, è tutto tuo, il brano tutto, io vengo a farti da corista, dico, ma come Franco, che dici? Tu devi dire alla stampa che Luca Badolini è un corista Franco Battiato. Oh ragazzi, è stato così, lui è venuto, appariva 2 minuti e 40 sul palco, si sedeva al piano, faceva la sua parte, tutto il giorno lui, io stavo a Sanremo, perché Sanremo è una bolgia infernale, un carnevale che non finisce mai, Pippo lo sa, c'è stato moltissime volte, lui peraltro è autore di un sacco di brani importanti che sono passati da Sanremo, ed è un carnevale che per fortuna poi finisce, si torna alla vita normale. È sempre più carnevale, esatto. E Battiato stava a Bordighera, non voleva vedere nessuno, io non lo vedevo tutto il giorno, salivo sul palco, cantavo una canzone che si chiama L'Alieno, e a 2 minuti e 40 sbucava, io tremavo, 2 minuti e 5 iniziavo a dire, ma se non viene che faccio io a Sanremo, 15 milioni di persone, lui sempre puntuale, c'era una quinta là dietro, quella parte sbucava, con una cuffia di quelle che usava lui un po' da marziano, perché ho scoperto che L'Alieno era lui, e inconsciamente ho scritto una canzone che era perfetta per lui, e insieme nel 2011 abbiamo fatto appunto questa canzone. 1, 2, 3, 4.
Vago per la strada eccetera di occasioni nuove, ma non mi passa mai quello che vedo. Passo tra gli odori e tra gli umori della gente, che mi sfiora indifferente. Oh, la 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 la. Colgo l'occasione di un'estate al mare, dell'aria confusa per colpa del calore. Io seguivo con lo sguardo l'onda sulla spiaggia che arriva sempre uguale, e tutto si ripete. Tu non mi basti più, io sono solo in questa vita, e forse come te mi sento. Io vivo nei panni di un alieno che non vola, che non mi assomiglia, ma io vivo ai margini di una vita vera e non mi riconosco. Ho speso la mia vita secondando le mie voglie, e spesso mi hanno tradito, volate come foglie, ma il cuore non si comanda, e allora apriamo il nostro mondo, convinti che ogni storia si chiuda come un punto, e tu non mi basti più, io sono solo in questa vita, e forse come te mi sento. Io vivo nei panni di un alieno che non vola e non mi conosco. Ecco, lui entrava qui e cantava così. Vivo nei panni di un alieno che non vola, che non mi assomiglia, ma io vivo ai margini di una vita vera e non mi riconosco. Vivo nei panni di un alieno che non vola e che non mi assomiglia, ma io vivo ai margini di una vita vera e non mi riconosco. La 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 la. C'è Sparino, grazie, ti prometto che facciamo presto. Allora, vabbè, quindi abbiamo detto l'importanza della terra propria, della Sicilia, questi ritorni continui, la partenza da qui, la partenza da quando ero piccolo, la carriera De Novo, tornati poi là e tutto quanto. Devo dire, viviamo in una terra magica, anche questo non ce lo scordiamo. Un'altra cosa importantissima facendo il suo mestiere è il confronto musicale con altri artisti per capire cosa può nascere, la simbiosi fra mondi diversi, evitare di arroccarsi e chiudersi nel proprio mondo ed essere convinti di avere la verità, solo tu, no, non è affatto così. Io ho fatto 3-4 anni fa un album, si chiamava La Piramide, è un album di duetti, mi sono lanciato in questa avventura, spinto, devo dire, da mia moglie, dai miei figli. Non volevo, per il semplice fatto che conosco i miei colleghi cantanti, che è una categoria, tu mi puoi confermare. Dico, mannaggia, mi metto a contattare questa, a contattare quell'altra, poi viene il manager, poi viene il produttore, poi un po' una prova, non posso. Vabbè, alla fine lo senti, io mi lancio, basta, faccio questo disco di duetti e per fortuna mi hanno detto tutti sì. Per me la vittoria è già stata quella. Dico, meraviglioso, cioè 10 canzoni, 10 duetti, 10 luci, 10 e mezzo.
Per cui tutti sì, grande vittoria, disco prodotto da Denis Marino, devo dire che mi sembra secondato in tutto, c'è ormai una simbiosi, un'intimità che ci conosciamo meglio noi forse che tu e Lina e io e Daniela Nove, ma noi te lo diciamo, noi apriamo nuovi capitoli. Lo sanno, tu dici, lo sanno. Insomma, poi nato questo disco dei duetti, io dovevo capire quale canzone potesse andare bene a chi, in base al testo, tutto quanto. E ho scritto un brano, ero parecchio tormentato in quel momento, una canzone triste, una canzone veramente di tormento interiore, perché penso, perché è un artista maledetto, un artista, ho subito pensato a Morgan, ora lo dico a Morgan, che lui subito, no, bello, sì, lo faccio tutto, anzi, ha voluto partecipare anche all'arrangiamento, fantastico, e questa canzone l'ho cantata con Chissà quanto tempo avresti perduto. No, per fortuna devo dire... No, dico partecipare anche all'arrangiamento. Vabbè, lasciamo stare. Cantare! No, lui ha mandato delle... Sì, ma ha mandato io farei così per regolazione, devo dire cosa molto... Che poi, devo dire, il maestro ha tradotto in bella coppia. Diciamo così. La canzone si chiama Io che non ho consegnato mai, io che non ho sognato mai. Con Morgan. Io che non ho sognato mai, credendo solo alle certezze, per riempire questo vuoto, sicuramente avrò sbagliato anche quando sono nato, ma ormai sono qui, in questo mondo, vorrei non toccare più fondo, perché io so che il giorno mi dà l'occasione di vivere con te. Io che non ho saputo mai prestare ascolto alla paura, so sacrificarmi per natura. Io che non so cos'è il possesso, mi vengo dato per scontato, e allora poi sono io che a me stesso. La cantate così. Sono qui, in questo mondo, vorrei non toccare più fondo, perché io so che il giorno mi dà l'occasione di vivere con te, ma che delusione mi darai se tu non mi capirai e mai più tu mi regalerai la tua luce. Io so che il giorno mi dà l'occasione di vivere con te. Io che non ho sognato mai, credendo solo alle certezze, per riempire questo vuoto. L'ho cantata col tormentato di turno. Io sarei arrivata alla fine, avrò raccontato una bellissima vita, ma vorrei che voi mi chiedeste qualcosa, volete partecipare, volete dire. E lì è cultura. No, a me sì. Oh. Ho collaborato? Allora, Ruggeri, Morgan, Carmen Consoli, mio figlio, Brando Madonia, che fa il mio mestiere, che ho rovinato la vita anche a lui, i Decibel, Patrizia La Guidara, Mario, venuti,
Cruz, Giovanardi, Patrizia la chitarra, l'ho detto. Ti ha scritto proprio Gio? No, così. Ah, così. Per cazzeggiare. Allora dico che l'abbiamo citato. Abbiamo proprio lupus in Lupus in fatto, vedi? Lupus in master. In aula. Lupus in aula. Va bene, quindi insomma, gli altri artisti erano questi, più o meno. C'è stato un singolo, il primo singolo con Ruggeri, una canzone tutta tosta, che a me ricordava un po' i Beatles con un giro di basso. Taxman, voi non la conoscete, chiedo troppo. E lui mi ha detto, i Talking Heads li conoscete? I Talking Heads, David Byrne, ma voi conoscete tutti, avete 90 anni. Come fate? Mi fa piacere, è bellissima sta cosa. Insomma, io gli dico, siete vecchi dentro o siete com'è la storia? No, è importante conoscere tutto. Io ho parlato di Rachmaninoff, di Bach, di questo, perché tutto serve e poi dovete tradurre tutto col vostro linguaggio. Dai, non fatevi fare domande, ditemi. C'è una cosa che ti porti dall'esperienza? Sì, l'amore di suonare in gruppo. Devo dire che la band è stata importantissima, siamo tutti romanticamente rimasti attaccati al gruppo, infatti temiamo quasi di profanarlo a volte. Ogni tanto abbiamo fatto qualche ripresa così, però sempre in modo molto timoroso. Il gruppo ti dà una grande forza, il gruppo tu sai che sei coperto, sei in quattro, capito? Poi è iniziata la carriera solista dove sei solo, poi chiaramente hai la fortuna di incontrare dei compagni di viaggio meravigliosi. Io suono con Dennis ormai da più di 10 anni e Ambra Scamarta al basso, per cui abbiamo una bassista donna antesignana di Vic De Maneskin che ci ha raccontato, non lo so, succedono queste cose, vedi? E stiamo lavorando molto in trio, raccontando anche della nostra musica, però ci sono dei pezzi, anche se come c'è un basso elettrico, ci sono anche dei pezzi belli tosti. E quindi questo si sviluppa una gran bella cosa, è stata una bella scuola. Poi, ma voi che fate? Parlatemi di voi, dai, da chi inizia? Senti la scuola, venga, vediamo che giorno oggi. Si nascondeva dietro il banco. E allora? Quando è che finite voi i vostri studi? Quanto vi manca? 3, 2. Voi suonate gli strumenti? Che cosa sono? Dai, cosa sono? Pianoforte. Ah, siete tutti musicisti seri, quindi armonia voi non potete scattare. Canto, bene, che volete cantare? Comunque, insomma, vi ho raccontato un pochino la mia storia, perché quando ho ricevuto questo invito a venire qui a fare questa masterclass, come si diceva? Cerchiamo di dare Seminario? un seminario musicale. Facciamo una masterclass, dopo il briefing, dopo l'happening e poi ci vediamo le piavole, la pericena, tutte le cose che non si possono sostituire. Va bene, ragazzi, che dirvi? Vi ho annoiato? Abbiamo fatto quasi un'ora e mezzo, no? Ora cosa avete, ad esempio? Quindi nonostante mi venisse lui è ancora andato a suonare, ancora avete voglia di fare sto mestiere. Poveracci, ma devo dire che siete stati divertire che hai cantato, proprio devo cantare qualcosa di No, va bene, tu sei la parte intellettuale. No. Infatti io ho fatto il giullare, tu hai fatto la parte intellettuale. Ragazzi, che dirvi? Grazie, è stato bello. Io mi ero stilato un canovaccio così grosso modo, non ho detto tutto. Ah, ecco, no, non vi ho detto che quando ho fatto il Sanremo con Battiato, il venerdì, che è la serata degli ospiti, abbiamo invitato Carmen Consoli a cantare. E lì torniamo al discorso della Sicilia, perché eravamo Battiato, Carmen e io, per cui c'era questo trittico sicuro a cui tenevo veramente tanto, un trittico peraltro di amicizia vera, perché a volte nel mondo della musica, della discografia, ci sono degli inciuci stagionali, facciamo il pezzo estivo, no, lì c'era veramente un'amicizia vera e mi auguro che sia veramente venuto fuori questo affetto che c'è fra noi. Per cui devo dire, come vedete, la storia musicale di ognuno, e vedrete anche la vostra, parte dalla nostra terra, si ritorna, si va via, si gira il mondo, si ritorna, ci si ricarica. Ma pensate che bellezza, cioè io veramente sto suonando qui guardando questa Monica dalle finestre
e tu senti la storia, senti proprio la meraviglia, c'è questo appagamento estetico che ci accompagna. Siamo deliziati noi, arte, cultura, mare, montagna, dobbiamo farlo capire adesso del mondo. Pensate che sta in Brianza, a Rozzano, pensa a Biagio Tonacci che è nato in Fedez a Rozzano. Ma che sfiga lui! Adesso sta Bertinoro, Ora sta Bertinoro. E anche sono un po' complici, devo dire. Perché quando lui ha comprato casa. Allora, Bertinoro, devo dirlo a loro, Bertinoro, mio padre era di Forlì, romagnolo. E io ho una casa in Romagna con parenti e tutto, la classica casa delle vacanze estive, a scuola. E ho passato. Quando si passavano 4 mesi di vacanza nel giorno, io andavo sempre lì in Romagna, per cui la mia seconda madre, amici, dice, ma tutto come esce, come stai? Ciao, come stai? Tutto così. A un giorno è capitato a Biagio Tonacci, che io ho conosciuto nell'88 a Sanremo, siamo amici da allora. E lui stava a Bologna, mi pare, voleva comprare una casa lì, l'ho portato un po' in giro, gli ho fatto vedere la cantina che gestisce mia cugina, il sipantino, le vigne, le cose, lui si è innamorato di quel posto e ha comprato casa lì. Io quest'estate, il 12 luglio, suoneremo lì a Bertinoro. Solo che il viaggio è a Roccella Ionica, mi sa. Perché io infatti volevo dirgli di... L'avrei invitato sul palco a cantare qualcosa di Franco, perché Franco aveva scritto anche per piano. Per cui lo vedi come le storie, le strade si intrecciano. Io l'ho visto a Bologna un mese fa, perché avevano fatto le cose a Bologna, Poi c'è casa a Bologna, sta lì. e abbiamo ricordato, perché a un punto lui ha tirato fuori, no, ma ti ricordi? Dico, guarda, tu eri ancora, quando c'eri di nuovo, c'eri anche tu a Milano, alla fine di anni 80, poi per eravate il disco, quando lui era proprio all'inizio, prodotto da Ron, e veniva, e poi che erano con noi, e dicevamo, ma tu te lo ricordi che cioè, di nuovo erano ben più famosi, e come no? E poi ti facevamo fare l'imitazione di Sting. Sì, si ricordava. un grande imitatore. Comunque devo dire che lui, nonostante il successo e tutto, ha mantenuto è molto alla mano, molto consapevole, ecco, che questo è un mestiere, ecco, questa è un'altra cosa importante, che è un po' come un grafico impazzito, un elettrocardiogramma, cioè ci sono quei cantanti che fanno un disco che gli va 12 ore di radio e si sentono importanti. Pensate voi, la stupidità di certe persone, e lui può confermare, cioè, voglio dire, un disco ti va bene, un disco ti va male, l'importante è essere credibili. Ma per guarda, dire di dare l'importanza fondamentalmente alla persona. Quello che ha raccontato lui di Battiato è proprio emblematico. Il Battiato era talmente grande dentro, non gliene portava niente di come era fuori, che non aveva nulla da dimostrare. Ecco perché arrivava a 2 minuti e 46 con la fischia, cantava e se ne andava. Non deve dimostrare niente. Poi ci sono personaggi che hanno umanità, possono essere più o meno famosi come Biagio, di quello di Fonte, stai lì, sì, dipende veramente da ma io ti ricordi, venivo a sentire, perché è vero, Biagio, io ero a Metropoli di studio, registravo il mio primo disco, e Biagio bussava, c'era Gianni Berardini, si fa, che fa? Posso ascoltare? Mi dico, hai ascoltato il mio disco, hai fatto molto di più, io restai così. No, è vero, dipende tutto da dipende poi dall'umanità delle persone. Il carattere vero. Chi non è strutturato bene poi si sente di colpo importante, lo sapete, insomma, no? Quelli che sparano sentenze, dicono così, tanto sanno che poi appena finiscono, vanno in analisi sti poveretti, vanno dallo psicologo, perché non sai quanti ce n'è, soprattutto ora in era di internet, in cui tu fai qualcosa che ti esplode da casa direttamente, mentre noi ci facevamo il mazzo, si dice ancora mazzo, si può ancora dire, sui palchi ti facevi le ossa e tutto. Adesso ci sono dei ragazzi veramente che esplodono, palazzetti pieni, poi vivono nel mondo e non sono strutturati. Invece no, io il consiglio che vi do è credere in quello che fate, continuare a studiare, cercate di allargare l'orizzonte, cercate di cogliere e fagocitare tutto, perché tutto serve, e soprattutto credete in voi. Lasciate stare i commenti, il giudizio dell'altro, cioè voi dovete continuare per la vostra strada, portarla avanti, migliorare le vostre cose, ma voi siete dei maestri, perché già ho capito che insomma sapete bene cosa dovete migliorare e cosa già funziona. Ragazzi, che dirvi, divertitevi, buona musica, vi auguro l'ultima parte del pomeriggio col pianoforte, quindi cantate e suonate adesso. Vabbè sì, c'è chi canta, c'è chi suona. Va bene ragazzi, tanti auguri, grazie di tutto, grazie dell'invito, a domani siamo tutti a casa, poi ci saremo.
Ah, ma allora noi dobbiamo studiare stanotte, loro sono bravi. Ah, ma stasera dobbiamo fare cose da pazzi. Va bene ragazzi, ci vediamo domani, in bocca al lupo. Quindi domani siamo tutti ragazzi. Che bello. Ciao, grazie. Grazie.